Quando la burocrazia blocca persino la degna sepoltura dei morti, una situazione che ha del tragico e dell'umoristico. Se Pirandello fosse in vita ne sarebbe nata una novella, ad oggi è cronaca. Accade così che ad Agrigento è ancora irrisolto il contenzioso tra il comune e il concessionario del servizio di gestione del cimitero di Pianogatta. Questo fa sì che non si possano rendere fruibili nuovi loculi ed una trentina di bare restano in attesa di essere tumulate. Alcuni cittadini indignati hanno raccolto 614 firme e le hanno consegnate al prefetto di Agrigento Dario Caputo, che nei limiti delle sue responsabilità contribuirà a trovare una soluzione. Il bandolo della matassa vede il comune sostenere che il concessionario non abbia più i requisiti sui quali si fonda il contratto di gestione. Dall'altra parte, il concessionario replica di essere al lavoro da 14 anni con il possesso di tutti i requisiti necessari, altrimenti non sarebbe al lavoro da 14 anni. Lo scorso giugno il TAR ha accolto il ricorso del concessionario Salvatore Danna, difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Erò, e ha disposto l'annullamento del diniego che il comune di Agrigento ha opposto all'acquisizione da parte della Global Service del ramo d'azienda dell'Europa Costruzioni, titolare del contratto di gestione. Ed il presidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Daniela Catalano, a seguito di un incontro in ufficio di presidenza in presenza del sindaco Firetto, degli assessori Amato e Riolo, di diversi consiglieri e tecnici comunali, annuncia che si è deciso di istituire un'unità di crisi che nei prossimi giorni valuterà le misure da porre in essere per la soluzione della triste e incresciosa vicenda che oggi priva del diritto ad una degna sepoltura numerosi cittadini.